Sei divertito, eh? Hai visto dopo che ho fatto una Oh, dopo no, Grazie mille. Di cosa? Oggi siamo qui per raccontarvi la nostra vera storia di Babbo Natale. Credete tutti a Babbo Natale? Lo state aspettando? Bene, andiamo ad incominciare. Mi chiamo Nicola. Tanto tempo fa nacqui in Italia, a Parma. La mia era una famiglia ricca e per questo mi piaceva fare tanti regali alle persone che ne avevano bisogno. Quando i miei genitori morirono, io mi ritirai in convento e donai tutto quello che avevo alle famiglie bisognose. La mia grande passione è sempre stata fare felici le persone, cercare di fare felici le persone. Ad esempio, mi ricordo che andavo sulla spiaggia in riva al mare e quando il mare era tormentato, era forte, era pericoloso, io spendevo le mani davanti al mare e come d'incanto il mare si calmava. E quel giorno, all'ombra dell'ultimo sole, salvai anche un pescatore, aveva un solco lungo il viso, con una specie di sorriso. E dalle tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che la scatenerà. Finché va che va, donna sedare, finché va che va, tu non remari. La sappiamo, la sappiamo. Non lascia dare, finché va che va, tu non remari. Pesca forza, tira pescatore, pesca e non ti fermare, poco pesce nella rete, tutti i giorni in mezzo al mare, mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande, la sua onda è un gigante, e la sua onda è un gigante. Nicola, prende tutti i miei pesci o è poveri. Grazie pescatore, porterò questi bei pesci alle famiglie bisognose che non hanno niente da mangiare. Grazie. Nicola, un giorno, passando davanti a una casa, sentì tre sorelle piangere. Io voglio fare bello perché voglio trovare uno che come faremo a sposare che non abbiamo
paradiso vide un campanello e con un soffio provò a farlo suonare. Ho detto, con un soffio lo fece suonare, non con un sospiro. Molto meglio. Apparve un'angela che consegnò frammenti di nuvole. E lo condusse dinanzi al Dio. Laudato sì, mio onnipotente. Come da sua richiesta le ho portato Nicola da Basilicanova. Benvenuto Nicola da Basilicanova. Benvenuto in paradiso insieme a noi. Benvenuto in paradiso insieme a noi. Benvenuto tra noi. Benvenuto tra noi. Nicola, ho per te una sorpresa davvero speciale. Poiché in vita fosti buono e generoso, ti ho eletto Babbo Natale. Babbo Natale? Annunciazione! Tu, Nica, tu sei Babbo Natale! Gabriele, ti ha dato una buona notizia! Gabriele, guarda! Annunciazione! È anche pericoloso, eh? Nica, tu sei Babbo Natale! Gabriele, ti ha dato una buona notizia! No. Annunciazione! Non sono Babbo Natale! Annunciazione! Tu, Nica, tu sei Babbo Natale e Gabriele ti ha dato la buona notizia! Annunciazione! Gabriele! Vai! Vai, Gabriele, vai! No, adesso voglio dire, scusate. Uno è morto, è qui, che sta parlando col Signore, e tutti entrano, vengono dentro tutti. Prima Gabriele, adesso questo... Ma tu chi sei? Io sono Cherubino, bimbi. Cherubino. Cherubino. Mi ha mandato l'angelo Gabriele. Ah, tu, ti chiama Cherubino, che ti ha mandato... scusa Cherubino, cosa saresti venuto a fare di grazia? Sono venuta a creare l'atmosfera natalizia. Sì, bimbi. L'atmosfera natalizia. Grazie, Cherubino. Dove andate? Hai capito? Cherubino. Sì. Oh, grazie. Cherubino. Grazie, Cherubino, grazie. Scusa signore, ma... Cioè, adesso voglio dire... Babbo Natale... Secondo voi... Come faccio? Come faccio? Come potrei fare Babbo Natale? Come posso portare i doni a tutti i bambini in una sola notte? Da solo poi! Da solo! Non lo so, secondo me non ci riesco, mi piacerebbe. Mi piacerebbe far contenti tutti i bambini, ma da solo non posso farlo. Non so. Nicola, Dimmi, mio d'ora signore. in avanti abiterai in un palazzo di cristallo, nel lontano Polo Nord. Sì, ma fa freddo! Fa freddo il Polo Nord. Lì lavorerai con gli elfi e gli gnomi. Farai tanti regali a tutti quanti i bambini. Allora, con un piccolo aiuto, forse, anzi, sono sicuro che potrai farcela. Anzi, ce la farò. E questo sarà il tuo destino.
villaggio al Polo Nord, abitato da lieviti che diventarono militari di Babbo Natale. Essi, durante tutto l'anno, preparavano i doni per i bambini di tutto il mondo. In che modo Babbo Natale potesse consegnare il cibo? Ma come avrebbe potuto il povero Nicola consegnare tutti quei doni a tutti i bambini in una sola notte? Ma con l'aiuto di 9 magiche renne, naturalmente. Le renne si chiamavano Rudolf, Dixon, Vixen, come? Dattel, Cupid, Donner, Prancer e Dasher. Ognuna di loro, oltre ad essere magica, ha qualcosa di veramente particolare. Ad esempio, Dasher è la più coraggiosa. Quando nacque, Dasher era la più pimpante, la più moderna. Si muoveva con movenze che chiunque avrebbe definito celestiali. Finché a un certo punto si vide che i suoi denti cominciarono a svilupparsi e a diventare lunghi e aguzzi. E allora la sua mammina, da lontano, gli tirava delle piccole carotine che lei mangiava, sgranocchiava una a una con una forza immensa, perdendo la sua grazia ma acquistando in forza e potenza. Ed è così che da quel giorno lei diventò sempre più grande come potenza, come denti, come possenza e infatti se ne andava con una velocità incredibile da queste parti. Ed è così che sono spuntati 2 cannoni. Ma vediamo che abbiamo anche un'altra renna, si chiama Prancer, è la più figlia di tutte. Lei è stata l'ultima ad essere trovata da Babbo Natale e appena vedeva qualche cosa ci si nascondeva dietro. È davvero difficile cercare di farle dire ciao al pubblico oppure il suo nome. Ed era quel giorno che cercò di vivere in assemblo con me. Io però ho altre renne a cui badare ed è per questo che le dico lasciami stare. Ok, ora pian piano te ne puoi anche andare. Però mi dispiace, ma devo chiamare Donner. Lei è la cantante del branco. Lei appena nata strillava così forte. Tutte le renne scappavano come i bambini. Ed è da quel giorno che capì che doveva cominciare a ragionare. Come farai tu a poterti maritare se continui a così fare? Ok, gorgheggia, gorgheggia, gorgheggia. Peccato. Cupid, oh Cupid. Cupid è la più coccolona. Cupid, dammi un bacino qua. Dammi un bacino anche al pubblico, a tutto il pubblico. Benissimo. Lei è nata con una macchia rossa sul petto che continua a palpitare e a farsi vedere sempre più forte, più forte, più forte, perché lei non ha solo sentimento. Lei pensa veramente che l'amore sia l'unica cosa che abbia senso su questa terra. Gioco e amore, amore e gioco. E allora vai pure a giocare con le altre tue amiche renne. Ciao, 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 sta dicendo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Poi ci manca una renna che questa è la più ballerina del mondo. Lei conosce tutti i ritmi del mondo. Ballerina lunga, una zampa una merenga, ma più piccolo, un cappello piccolo, un baccolo. Lei con le sue scarpette rosse ha ballato su tutti i banchetti del Pollo Nord e da lì se ne va tutte le sere, si va a Babbo Natale con le persone a cui non riesce a regalare una vestimenta. Poi c'è Comet è la più veloce di tutte le renne. Io non la sono ancora mai riuscita a vedere una volta. Se
voi la vedete, ditemelo, perché doveva essere qua! No! Qua! Dove sei? Prendila tu! Prendila se la vedi! Perché se vedete qualcosa speciale nel cielo, potete dire un desiderio! Perché come è una cometa che tutti i desideri avvengono! Ho sentito dell'aria! Va bene, la prossima volta vi prometto che ve la porto. Poi abbiamo Vixen e Vixen. Sono le due gemelline. Ci sono gemelline anche qua, la dedichiamo a loro questa. Sono le prime che Babbo Natale trovò nascoste sotto alla neve. Da un occhietto di neve candida uscirono due codine. Pidipip, pidipip. E dietro, pensate un po', c'erano loro. Vixen e Vixen. Vixen di codine ne aveva due. Uno e due. E così si cominciarono a conoscersi, a essere sempre più amiche una dell'altra. Andavano sempre in simbiosi e soltanto nel momento in cui si vedevano si salutavano. Si salutavano tutti, si facevano ciao, ciao, ciao a tutti. Allora ciao, alla prossima. Ciao, ciao. E poi non possono mancare le letterine che i bambini fanno a Babbo Natale. Però prima dobbiamo parlare di una renna molto importante. Non dico la più, però è Rudolf. Rudolf è una renna speciale perché lei è in grado di far luccicare il suo naso e con questo permette a tutte le altre renne di seguirla. Al Polo Nord non c'è tanta luce e lei, facendo brillare il naso rosso, va da spia per tutte le piano piano verso Babbo Natale, sempre di più, sempre di più, sempre di più. La lettera. So che tu lo vuoi tutto per te, regali. Alfreduccia, la lettera. Sai che è rimasta una letterina di Babbo Natale? Però adesso io la cerco. Vado a prendere. Tu l'hai vista la mia letterina di Babbo Natale? Tu l'hai vista la mia letterina di Babbo Natale? E tu? Dove? Non la vedo. Alfreduccia, Alfreduccia, è arrivata la letterina di Babbo Natale. La apro? Ma quella letterina lì da dove viene? Da un paesino molto lontano dall'Italia. Da Basilicano. Ma sai, ma non esiste quel paese lì. Ma no, lo so io. Basilicano? Che paese è? No, no. È un paese che sta a lontano. Ma secondo me sì, lontano. Caro Babbone. Molto prossima. Allora, quest'anno non ti chiedo molto. C'è solo una cosa di cui ho bisogno e non mi importa dei regali sotto l'albero e non mi importa dei giocattoli. Dai a me! No. Babbo, tutto quello che voglio per questo Natale è passare tutta la mia vita con la mia amicona. Picco Pallino. Perché io gli voglio tanto. Non sei più mia amica, Devo dire quello in giro, perché sennò dopo perché tu gli vuoi prendere. E poi questo bambino scrive: posso, la pipina, ma fate la pipina, posso nella lettera e scrivete posso. E cosa vuol dire posso? È la tua uguale. Allora, se proprio non riesci a accontentarmi, allora dico che mi potresti prestare la PlayStation 24 che esce nel
2050! Ma dite cosa vuole? Ma chiedere a mia, va? Ludovica da Torpiano. Caro Babbo Natale, quest'anno come regalo vorrei il levofone, un mappamondo parlante, una chitarra nera, un televisore a colori e poi mi piacerebbe tanto la party con la taglietta, i vestitini, gli accessori, ma che esagera! Il DVD, ma che la Wings, DVD no. E poi i colori e tanti vestitini per me ho chiesto un po' troppo. Sì. Caro Babbo Natale, facciamo così. Però mi serve tutto, mi serve. Ma dai. Caro Babbo Natale, facciamo così. Se non ci riesci a portare tutto, fatti aiutare dalla Befana! Sì. Siccome ormai mi hanno preso tutto, faccio finta di essere quello più maturo del gruppo. E dico allora che a Natale ci sia tanto amore per tutti voi. Per voi, i vostri cari e le vostre famiglie. E questo sia il Natale più bello per voi. Questa è la vera storia di una notte magica a Basilica Nova, divenuta leggenda. La nostra vera storia di Babbo Natale, fatta in casa come la si voglia, con tanta fantasia e voglia. Voglia di farvi passare un momento di serenità e allegria, con pochi gesti e tanta compagnia. Auguri a tutti voi, grandi e piccini,